a liberamente. Variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Elon Musk è ufficialmente sconfitto. C'è qualcuno che è arrivato su Marte prima di lui. Ed è il Napoleone immaginario, il Bonaparte inverosimile, Emmanuel Macron. E sì, non siamo, come dire, noi particolarmente affezionati alla figura del presidente francese, anzi, è che ogni giorno lui segnala un'escalation nel suo scollamento dalla realtà geopolitica circostante. E le cronache della sua reazione all'insediamento del nuovo cancelliere tedesco Merz sono cronache marziane, cioè sono spiegabili solo col fatto che il punto di osservazione di Macron-Micron è ormai su un altro pianeta. Leggiamo il messaggio di congratulazioni istituzionali che da presidente francese ha fatto appena Merz ha superato il secondo scrutinio. Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca un cancelliere non è stato investito al primo scrutinio. Congratulazioni per il suo insediamento, caro cancelliere Merz. Ora tocca a noi rendere il motore franco-tedesco e la coscienza franco-tedesca più forti che mai. Sta a noi accelerare la nostra agenda europea per la sovranità, la sicurezza e la competitività. Per i francesi, i tedeschi e tutti gli europei. Ci incontreremo domani a Parigi per lavorarci insieme. Allora, questo post poteva acquisire un vago senso 10-15 anni fa. Oggi non può che essere vergato da Marte, che Macron ci sta seriamente dicendo con una invidiabile faccia di tolla, nel senso di capacità di ignorare il dato di realtà, che il motore franco-tedesco è più forte che mai ed è pronto a riportare l'Europa verso le magnifiche sorti progressive verso cui l'ha condotta anche no, nel recente passato. Questo implica uno sforzo di astrazione dalla realtà considerevole. E in che stato è l'asse franco-tedesco? Beh, in uno stato comatoso. Anzitutto perché sembra in uno stato comatoso il funzionamento della democrazia in quelle che erano le due locomotive, diciamo, una politica e una economica d'Europa. Cioè in Francia Macron è ormai mesi che si diletta ad allestire governicchi di laboratorio di minoranza nel paese per congelare la dialettica politica. Ha avuto un grande assist recentemente dalla magistratura francese che ha impedito a Marine Le Pen di candidarsi alla prossima corsa all'Eliseo. Poi però ieri sono usciti dei sondaggi che danno il Rassemblement e Jordan Bardella in testa rispetto a tutti, perché poi tu puoi provare a truccare il gioco fino a un certo punto, ma l'elettore non è scemo, anzi si irrita se assiste a tentativi smaccati appunto di taroccamento del gioco democratico. Dati economici francesi molto poco incoraggianti, per usare un eufemismo. Al di là del cappello immaginario di Bonaparte che si mette Macron ogni mattina quando si alza, capacità di incidere francese sulla politica internazionale bassissima, perché il fantomatico cartello dei volonterosi che doveva essere gestito e diretto da Parigi ha mostrato in poche settimane tutta la sua inconsistenza, tutta la sua impalpabilità. Ha dimostrato paradossalmente questa mossa che non si esce dal pantano russo-ucraino senza America, ovviamente, quindi senza l'odiato Donald Trump. C'è poi stato il tentativo che attiene alla commedia nelle modalità il tentativo di imbucarsi di Macron allo storico incontro, alla storica fotografia in San Pietro tra l'odiato Trump e Zelensky. Questo è lo stato della Francia di oggi, che peraltro al suo interno continua ad avere dei pesanti problemi nelle periferie delle aree urbane, altro che sicurezza, altro che sovranità francese. Lì al massimo c'è la sovranità della Sharia. E la Germania basterebbe quel dato storico ricordato all'inizio. Merz per la prima volta non ha superato il primo scrutinio, nonostante fosse sulla carta chiuso un accordo politico. Perché? Perché
in Germania si sta reiterando uno stanchissimo rito, uno stanchissimo, logorissimo schema, quello della grande coalizione, che palesemente non rispecchia il sentimento diffuso, l'inclinazione diffusa dei cittadini tedeschi. Ricordiamo che alle elezioni c'è stato il tracollo dei socialdemocratici, l'ascesa di AfD, che sommata all'affermazione della CDU mostrava chiaramente un vento di centrodestra. La maggioranza allestita, anche in questo caso un governicchio che ci mette 2 scrutini a nascere, invece non è ricalcata su questa palese sensibilità dell'elettorato tedesco, ma è ricalcata sul vecchio schema del cordone sanitario contro le destre. Anche qui arriva l'assist non dei magistrati, ma addirittura dei servizi segreti che definiscono AfD sostanzialmente un partito sovversivo e paranazista da quindi monitorare, forse espellere dall'agone. Questo è lo stato della dinamica democratica nella Germania di oggi. Germania di oggi che, ricordiamolo, è la principale responsabile di molti abbagli geopolitici, in primis il tentativo di appeasement mercantilista nei confronti di Putin, che si è mostrato in tutta la sua fallacia. Ebbene, data questa situazione, Macron ci sta dicendo che riparte alla grande l'asse franco-tedesco nell'interesse di tutti i popoli europei. Ora, ribadiamo la nostra stima per lo sforzo di estraniarsi dalla realtà, però così francamente, Monsieur le Président, è un po' troppo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio